Ho detto, il Veneto è forte in Veneto. I veneti sono forti a casa loro. A me non importa del resto. Se noi ci troviamo per essere sinceri sulla nostra situazione, dobbiamo essere sinceri. Per questo io ho detto il Veneto è forte in Veneto. È chiaro che all'interno del Veneto ci saranno delle piccole realtà disposte a muoversi per fare azioni in altre situazioni. Può essere Roma, può essere qualsiasi altra situazione. Ho scelto di dire questa cosa sia per il fatto che io sono veneto, conosco le mie persone, conosco la gente che mi è vicino, conosco la storia e conosco la situazione. E comunque è da dire che nel momento in cui a livello nazionale è stato detto tutti a Roma, anche le altre regioni mi sembra che fossero abbastanza forti nelle regioni. Quello che è mancato è stato sia chiaramente valutare la propria forza, le proprie capacità, ma ora le sappiamo. Un altro punto su cui non possiamo sbagliare è l'organizzazione, perché ce lo chiediamo noi stessi di essere organizzati in maniera democratica, con persone elette e che non impartiscono nulla, ma che portano la volontà delle persone. Questa deve essere una cosa fondamentale, perché nessuno vuole andare a impartire qualcosa a nessuno. Voi siete stati tutti quanti invitati e io ammiro la partecipazione di tutti. È chiaro che siamo qua per mettere da parte tutte le nostre diatribe, ideologie, politiche, di colore o soprattutto personali, per coordinarci insieme e definire la strategia. Io lascerei la parola a Danilo Calvani, che oggi c'è a... Magari sentiamo qualcosa, Lara, un saluto. No?